Ecco, siamo con Fabrizio Raso. Quali le ultime novità relativamente alla gestione dell'acqua pubblica? Ricordiamo che recentemente si era chiesto il commissariamento per quei comuni che non avevano ancora approvato lo statuto, quindi che novità ci sono? Allora, noi di Centro Consumatori Italia, insieme con altre associazioni di categoria e altri comitati civici dell'acqua, ieri abbiamo incontrato la commissaria ad acta Maria Annunziata Di Francesco e abbiamo avuto un confronto chiaro dove la commissaria ci ha rassicurato sui tempi della ripubblicizzazione del servizio, che si concluderà entro il 31 dicembre. La commissaria ci ha anche detto che c'è stata un'ulteriore proroga di 7 giorni verso quei comuni che ancora non avevano approvato lo statuto dell'azienda speciale consortile, dopodiché se non continueranno ad approvare lo statuto lo approverà lei d'ufficio. Siamo soddisfatti dell'incontro perché finalmente vediamo la luce sulla ripubblicizzazione del servizio idrico integrato in provincia di Agrigento. Quali saranno i rapporti con Girgenti Acque? Ma Girgenti Acque, che non si chiama più Girgenti Acque ma si chiama servizio commissariale, una volta che sarà costituita l'azienda speciale consortile ed entrerà in servizio, cesserà di esistere. I compiti dell'ATI in questo caso quali sono? Ma i compiti dell'ATI e della commissaria in questo caso è quello di costituire l'azienda speciale consortile, di completare il piano d'ambito e di avviare poi il servizio idrico integrato con la nuova gestione pubblica. Ecco, voi siete fiduciosi che questo possa avvenire in un contesto provinciale come quello agrigentino? Siamo fiduciosi perché già buona parte del lavoro è stato fatto.